Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre, tante le notizie, tanta la cronaca dal territorio. Ci collegheremo con le nostre redazioni per fare il punto della situazione. Andremo anche a Padova dove c'è stata un'esplosione, un anziano ha aperto una bombola di gas e l'ha fatta esplodere, lui è morto carbonizzato, 2 persone sono rimaste ferite, ci sono dei condomini che sono stati evacuati, danneggiato la palazzina, il condominio dove viveva l'anziano. E poi andiamo invece subito a Treviso perché un minorenne è stato aggredito, rapinato e picchiato è stato picchiato da un quindicenne, quindi si torna a parlare di minorenni protagonisti di questi gravi reati. Ce ne parla il nostro Christian Arboit. Christian, buongiorno. Daniela, buongiorno da Treviso, da Piazza San Pio X, teatro dell'ennesima rapina, dell'ennesimo episodio che vede protagonisti dei minorenni. Alberto Pivetta, che sta curando la parte tecnica, ti mostra la fermata dell'autobus teatro ieri sera alle 19 di una rapina. Dicevi bene, un quindicenne travisato, quindi coperto in volto, ha rapinato accanto a 2 complici un 17enne della provincia di Treviso, in realtà sia vittima che rapinatore, presunto rapinatore. Sono trevigiani, abitano nell'Interland. Il quindicenne, quindi il rapinatore, è un italiano di seconda generazione, la vittima, il 17enne, un italiano. Quindi questa è la situazione che si è venuta a creare ieri sera alle 19. Ma per entrare nella dinamica saluto e ringrazio il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso, che ci ha raggiunto sul posto. Carabinieri sempre presenti, che stanno monitorando senza sosta il territorio, soprattutto le aree calde della città. Comandante, siamo di fronte all'ennesimo episodio che vede protagonisti dei minorenni. Voi ieri sera siete intervenuti alle 19:15 più o meno? Sì, intorno alle 7:15 di ieri sera siamo stati avvisati dalla vittima, un 17enne residente nel circondario di Treviso, che lamentava di essere stato vittima appunto di una rapina da parte di 3 individui travisati che gli avevano sportato gli AirPod, quindi gli auricolari, una sigaretta elettronica. L'intervento immediato, e grazie anche alla tecnologia in questo caso del giovane, che è riuscito a sapere dove erano localizzati gli AirPod, siamo intervenuti e abbiamo sorpreso il giovane, il quindicenne, che aveva in tasca ancora la refurtiva e gli indumenti con cui aveva commesso il fatto. Ecco, questo 17enne è stato preso letteralmente per il bavero, è scosso. Sì, dalla denuncia che lui ha presentato e quello che ha detto ai militari che sono intervenuti, è stato strattonato per il bavero e lo hanno costretto a consegnare quello che poi è diventata la refurtiva. Ecco, non ci sono ferite né contusioni? No, il ragazzo sta bene, non ha riportato nessun tipo di lesione, chiaramente un po' scosso per il fatto, però tutto si è risolto nel migliore dei modi. Mentre il quindicenne è stato intercettato, se non sbaglio, in via Tizzone, lì lo avete raggiunto grazie al segnale, elettronico degli auricolari di ultima generazione. Sì, il ragazzo ha attivato l'applicazione Trova il mio iPhone e tramite quello siamo riusciti appunto a capire l'area dove il presunto autore si trovava, e grazie appunto all'intervento tempestivo siamo riusciti a fermarlo e a ritrovare la refurtiva. Ecco, va detto che questo quindicenne è già noto, ahimè, ai noi, alle forze dell'ordine, ha dei precedenti di polizia, già noto per furti e episodi di questo tipo, e si trova
in permanenza domiciliare, questa è la locuzione giuridica esatta, non sono arresti domiciliari perché si tratta di un minorenne, ma la sostanza è quella. Sì, esatto, su disposizione del pubblico ministero presso la Procura dei minori di Venezia il ragazzo è stato accompagnato presso il suo domicilio, dove attualmente si trova appunto in permanenza domiciliare in attesa dell'udienza di convalida. Grazie Tenente Colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. E tutto questo mentre in città prosegue il dibattito sulla creazione delle zone rosse. Come sapete ci sono delle città che stanno procedendo alla creazione di queste zone rosse. In città qui a Treviso il dibattito è in corso tra primo cittadino e prefettura. Questo è il servizio realizzato da Anna De Roberto. Si tratta di applicare le nuove norme volute dal ministro dell'Interno Piantedosi. Seppur a malincuore, il sindaco di Treviso Mario Conte si dice pronto ad istituire anche in città le zone rosse. Il prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura non è ancora stato fissato. Il primo cittadino conferma però che il prefetto di Treviso Angelo Sidoti ha chiesto un nuovo confronto sulle aree che in città e in alcuni quartieri hanno evidenziato delle criticità. Io credo che con gli strumenti che abbiamo a disposizione a livello di regolamento comunale e con l'ausilio delle forze dell'ordine possiamo affrontarli. Se poi il prefetto preferisce aumentare in alcuni quadranti della città, insomma ne parleremo insieme ai professionisti della sicurezza che sono il questore, il comandante dei carabinieri e il comandante della Guardia di Finanza, ovviamente con il supporto della nostra polizia locale. Uno strumento importante per certi contesti, specifica Conte. Le zone rosse non appartengono però alla città di Treviso. Se verrà richiesta saremo pronti, affrontiamo il tema della sicurezza con determinazione ma anche con serenità. Ci sono delle criticità che vanno affrontate, però senza creare eccessivo allarmismo. Noi attendiamo di guardare questi risultati. È chiaro che oggi il problema sicurezza anche a Treviso esiste e bisogna prendere dei provvedimenti per dare delle soluzioni. Non possiamo pensare che quello che dice il sindaco, cioè che Treviso sia la città più sicura del Veneto, sia accettabile. Così l'opposizione, fin da subito critica nei confronti dell'ottimismo del primo cittadino, accusato da più parti di minimizzare e di ritenere le violenze episodi isolati. Intanto da Roma il ministro Piantedosi diffonde i primi numeri. Dall'istituzione delle zone rosse nelle maggiori città d'Italia sono state controllate complessivamente più di 41.000 persone, con l'emissione di 429 provvedimenti di allontanamento che hanno riguardato soggetti con precedenti per droga, furto, rapina, reati contro la persona o il porto d'armi. Così l'azione delle forze di polizia e della magistratura può essere ulteriormente rafforzata, ha detto il numero 1 del Viminale. Parallelamente il governo, ha aggiunto, ha messo in atto investimenti finalizzati alla rigenerazione urbana di quelle aree in cui degrado e marginalità sono terreno fertile per la criminalità. Il servizio di Anna De Roberto che fa il punto delle zone rosse a Treviso. Abbiamo cambiato location, Daniela, siamo all'interno della Giangis Bar che è a ridosso di piazza Pio X e a pochi metri dalla fermata dell'autobus che avete visto prima è teatro della rapina. Qui con me c'è Martina, la giovane titolare che però appunto ci tiene a dire una cosa, siamo di fronte a un fenomeno, c'è troppa maleducazione, forse la cosa sta un po' sfuggendo di mano. Sì, decisamente. Allora, io lavoro la mattina, quindi la vivo parzialmente questa situazione. Quello che vedo è alla mattina prima che vadano a scuola i ragazzini si ammassano qua fuori, non ordinano niente, mi occupano tutti i tavolini che poi ritrovo sparpagliati lungo il piazzale, sputi per terra, carte in giro. Non hanno un'educazione, non si fanno più ritegno di niente, che vada io a fargli osservazioni o che vada un uomo, una persona più comunque adulta, non hanno timore di niente. Quindi tu da giovane titolare, perché sei giovane, vedi questo tra i più giovani. Esatto. Minorenni, la maggior parte sì. Senti Martina, secondo te vanno istituite queste zone rosse di cui tanto si parla? Secondo me sì, è necessario. Ci sarebbe bisogno di un po' più di controllo da parte delle forze dell'ordine, magari più carabinieri in borghese che girano nelle zone più frequentate dai ragazzini, e spero che almeno facendo così la situazione migliori un po'.
Grazie Martina del Giangis Bar. Per il momento è tutto, chiaramente stiamo raccogliendo, Daniela, altre testimonianze e insomma la situazione è aperta, si cercano, quindi lo avete sentito dalle parole del comandante Mazzanti, i due complici di questo quindicenne che per il momento si trova in permanenza domiciliare. Per il momento è tutto, con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arbolte. Ovviamente torneremo a parlare di questo episodio, l'ennesimo, che coinvolge dei minorenni, nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 con il Veneto e 19:30 con Treviso. Ed ora ci spostiamo a Mestre perché c'è stata una rapina, un negoziante è stato picchiato barbaramente dai ladri che sono stati scoperti proprio da lui, ma ce ne parla la nostra Anna Maria Parisi, che la vedo già sullo schermo. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno Daniela, sì, una nuova violenta rapina accaduta a Mestre soltanto poche ore fa, ieri pomeriggio, quindi in pieno giorno, erano le 15 quando qui al negozio Trio Shop, all'angolo tra l'inizio di via Piave e l'inizio di via Miranese a Mestre, i ladri, 2 persone sono entrate e, colte sul fatto, hanno picchiato entrambi i titolari del negozio all'interno del quale ci troviamo noi, marito e moglie, che si chiamano, leggo i nomi, Xin Chen, il marito, buongiorno, e la moglie Feng Ping Wang. Allora, che cosa è successo? È successo, vi aiuto un po' io perché voi l'italiano lo parlate bene, però siete ancora scioccati. Intanto vediamo che lei ha dalle immagini di Sandro Ponchio un cerotto vistoso sul naso e anche la mano fatto male qua. Tumefatta. Cosa è successo? È stato, lei è accolto dalle telecamere di videosorveglianza, quindi dei video che avete qui accanto alla cassa, e i 2 ladri sul fatto, e quindi cosa è successo ieri pomeriggio? 2 gente rubare roba, io fermare qua porta, ti tirare fuori tutto rubato, ma loro non tirare fuori. Scappa, io ho detto ferma, loro non ferma, io chiamare subito polizia. E quindi sei stato preso a pugni in faccia, a calci, e il risultato è, eccola qua, ce l'hai fatto vedere? Prima solo fermare. Prima li hai fermati e poi ti hanno aggredito. Loro 2 fare pugni per me, anche mia moglie. Io chiudo la porta, quindi loro spingere me, anche gonfiarmi, anche tocca a me, quindi ti hanno buttata anche a terra violentemente. Sì, poi quello è più dietro. Prima tocca a me, picchiare me, tirare anche, e poi mio marito vedere quello ragazzo altro più alto, picchiare me, mio marito di qua a casa è molto arrabbiato, uscire fuori, cominciare. Ha preso un bastone? Sì. Quello anche più di preso bastone. Sì. Prima perché 2 con mio marito e non so come. Le hanno anche strappato la giacca, adesso vediamo, questa è la giacca che aveva, la vuole prendere lei, ecco. Questa è la giacca che aveva ieri addosso, questo è il risultato, vedi Daniela? Completamente squarciata in 2, ma non è tutto. Dietro di noi c'è il loro figlio, il loro bambino di nemmeno 1 anno, ha soltanto 7 mesi, adesso sta dormendo. Sì. Che cosa è successo ieri durante la rapina? Che hanno buttato i ladri tutto quello che c'era sugli scaffali. Io di là addosso al bambino. Sì, io di là, marito di qua. Loro bisogna nostro portare qua. Quindi tocca al bambino, spingere tutta roba qua. Pensavo io dopo entrare qua e loro uscire. Non so come spiegare. No, ti sei spiegata molto bene. Quindi ecco, il bambino è qui nella sua carrozzina, vicino, sì. Ieri era sempre accanto a voi. Per dire che cosa, Daniela? Per dire che ecco,
Per dire che adesso hanno paura, hanno riaperto il negozio, hanno paura, il marito non è andato a farsi medicare, si sono automedicati ieri sera a casa, così anche il piccolo bambino di appena 7 mesi. Qual è la vostra paura adesso che questi ladri, che tra l'altro uno dei quali voi conoscete bene, un italiano, sembra che fossero un italiano e uno di nazionalità straniera, forse di origine marocchina? Forse, non lo so. Non si sa con esattezza. Avete sporto denuncia alla polizia, dovete ritornare al commissariato di Via Carossa a Mestre, però qual è la tua paura? Cosa mi dicevi prima? Io ho paura solo ogni volta abbiamo trovato i ladri. La polizia venire troppo lento, quasi mezz'ora ogni volta, ma io chiamare tante volte telefono. Perché qua abbiamo fatto il negozio, sempre si è successo queste cose. Io volevo comune meglio che con questo ladro anche furto. Meglio che come si chiama? Sì, tu dici che non c'è questa certezza della pena, i ladri vengono presi, la polizia poi li rilascia o le forze dell'ordine che siano. Sì, perché ogni volta chiama la polizia a venire qua, loro solo basta scrivere e poi lascia il ladro, lascia quello andare via. Così loro la prossima volta lo stesso ancora. Addirittura uno dei ladri cosa ti ha detto? Chiama la polizia, poi loro? Sì, quello è altra volta. Abbiamo trovato un ladro ferma qua, loro è troppo quello come si chiama? Chiama io, tu chiama polizia, chiama, tranquilla, chiama, dopo polizia venire qua, io lo stesso andare a casa e niente paura, ma così non bene. Se fosse accaduto in Cina, mi dicevi i ladri una volta presi quanto tempo restano in carcere? Un mese. Un mese, subito un mese, non così scrivere andare a casa. Subito venire qua, se lupare anche uno bene oppure una piccola cosa. Subito entrare un mese. In carcere? Sì, in carcere. Ecco, quindi loro hanno ricominciato l'attività, hanno riaperto, ma i timori sono grandi perché non è la prima volta che subiscono furti, ma una rapina così violenta, sì, è la prima volta. Soprattutto, dicono i titolari del Trio Shop, i ladri non hanno avuto paura di niente, neanche di ferire una donna, lei, e il loro bambino di nemmeno 1 anno. E da Mestre via Piave con Sandro Ponchio ti restituisco la linea, Daniela. Grazie davvero ad Anna Maria Parisi. Avete sentito, insomma, picchiati selvaggiamente da 2 ladri. Ed ora ci spostiamo a Padova, dove l'abbiamo detto in apertura di questa edizione, una devastante esplosione, 1 morto, 2 feriti. Ce ne parla la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Villafranca Padovana, alle mie spalle il condominio dove ieri sera intorno alle 10:30 c'è stata la terribile esplosione che ha provocato il decesso di un anziano di 76 anni, Johan Toma, ferita in modo leggero la figlia e il nipote che vivevano nell'abitazione. Cosa è accaduto? Si sta cercando di capire. Quel che è certo è che l'anziano 76enne ha aperto una bombola del gas da 25 kg e poi ha avvicinato l'accendino, nonostante il tentativo disperato del nipote e anche della figlia accorsa dal lavoro di fermarlo. E ancora appunto poco chiari i motivi. Quel che è certo è che c'è stata questa terribile esplosione, è crollato anche parte del soffitto dell'abitazione. Purtroppo per il 76enne non c'è stato nulla da fare, ferito il nipote e la figlia, che hanno cercato appunto di mettere al sicuro e al riparo anche tutti gli altri condomini, visto che poi dall'esplosione ne sono nate anche le fiamme. Purtroppo per l'anziano non c'è stato nulla da fare, la palazzina è stata completamente evacuata. Sentiamo la ricostruzione di quanto è accaduto dalle parole del nipote, ancora sotto shock, che ieri sera in tutti i modi ha cercato di salvare il nonno. Marian, tu ieri sera hai visto proprio il momento in cui il nonno aveva l'accesso. Cosa è successo? Praticamente io ero in casa, avevo sentito dei rumori strani e andando a chiedergli cosa sta succedendo mi ha detto solo di andarmene, che
non c'era niente, e io sono uscito qua in strada coi cani per vedere cosa stesse succedendo, e da fuori non si vedeva niente. In quel momento ho chiamato mia mamma per avvisarla che c'era qualcosa di strano, e lei, tornando dal lavoro, siamo entrati tutti e due, e entrando ho sentito questo forte odore di gas, e nella precipitazione ho sbattuto contro la porta per aprirla, e nel momento esatto in cui io ho aperto la porta, mio nonno, guardando me e mia mamma, ha fatto esplodere questa fuga di gas praticamente della bombola, che ha devastato la casa. Tu eri proprio in casa, nella stessa... Sì, ero praticamente davanti alla bombola, mi sono trovato tutte le fiamme davanti perché stavo provando a prendere l'accendino davanti per non fargli prendere fuoco, e mi ha preso tutto il fuoco in faccia. E io da là non ci ho più visto, ho detto mamma esci, ho preso mia mamma che si era ferita alla testa e l'ho portata fuori, poi sono rientrato per prendere i 2 cagnolini. Senti, il vostro pensiero è stato anche mettere al sicuro tutte le persone che abitavano? Sì, no, ho avvisato tutti, avevo citofonato, ho andato a bussare per dire di uscire e tutto, ho subito anche chiamato l'ambulanza e anche il vigile del fuoco per venire a spegnere, a sistemare comunque questo casino. Il nonno non c'è stato niente da fare? Il nonno era avvolto dalle fiamme, anche perché nel momento in cui si è accesa dopo era solo fiamme e non c'era più niente da fare, anche perché rientrarla dentro era un suicidio praticamente. Il nonno era una figura importante. Mio nonno mi ha cresciuto da quando ero piccolo, mi ha portato qua in Italia, mi ha curato perché avevo l'asma, e i dottori hanno detto che l'Italia ha un'aria molto più pulita, mi ha portato su in montagna, mi portava tra gli ospedali, avevo solo 2 anni e lui mi portava sempre in braccio, mi ha fatto praticamente da padre, poi sempre crescendo mi è stato vicino, non mi ha fatto mancare niente, è come se fosse veramente mio padre. E non si capisce, cioè, era tutto normale? Era tutto normale, io ero tornato dal lavoro, ci avevo anche parlato, era andato al supermercato, mi aveva preso delle cose per me e tutto, mi aveva detto com'è andata, abbiamo raccontato un po' la sua giornata. Mi sono messo in camera a guardare un film con una pizza e ho sentito questo baccano e lui è iniziato a sembrare strano, e da là si è degenerato tutto. Avete sentito il dolore di questo ragazzo di appena 21 anni che ha messo in salvo la mamma e anche ha cercato di salvare il nonno, e poi ha chiamato e allertato anche tutti i condomini. 7 le persone evacuate, sono 3 appartamenti dichiarati inagibili dai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ieri sera, danni anche nello stabile sottostante, nei negozi sottostanti. Un boato, quello che si è sentito qui nel centro di Villafranca, perché l'appartamento si trova proprio davanti al comune, di fianco la chiesa, quindi ci sono stati anche dei testimoni che hanno visto quanto è accaduto. Per quanto riguarda la situazione delle persone evacuate, il sindaco di Villafranca, Luciano Salvò, che abbiamo sentito ai microfoni, ha già confermato che si è messa in moto la macchina della solidarietà, trovando alloggi temporanei per le famiglie che al momento non possono usare le proprie abitazioni e che ieri nella fretta sono usciti senza poter recuperare alcunché. Ma sentiamo le parole del parroco e del sindaco su questa vicenda, e la linea poi può tornare allo studio. Siamo usciti, abbiamo visto il movimento qui, grida. Il primo pensiero era un incidente, perché è un incrocio pericoloso questo. E poi spostandoci abbiamo visto le fiamme e tutto. E in quel momento sono arrivati i vigili del fuoco. Mi dispiace molto per questo fatto, una famiglia che con grandi sacrifici sta tentando di integrarsi, di impegnarsi. Ecco, quindi siamo vicini come comunità cristiana, siamo vicini a questo momento di sofferenza, anche il ricordo dell'anziano papà. La palazzina è stata dichiarata inagibile, sembra sia possibile recuperare invece uno degli appartamenti, ma lo sapremo nel pomeriggio sera, per cui probabilmente questo darà risposta all'oggettiva a una delle famiglie. Gli altri 2 ovviamente sono semidistrutti, per cui non potranno essere recuperati. Questa notte dove hanno dormito le famiglie? Abbiamo attivato la rete della solidarietà comunale, abbiamo trovato 2 famiglie che hanno ospitato 2 famiglie delle 3 coinvolte e un'altra l'abbiamo collocata in un B&B. Per quanto riguarda la famiglia della vittima, insomma, la casa ha subito molti danni e ci dicevano appunto anche loro stanno cercando adesso una sistemazione più duratura, vista insomma l'entità dei danni che ha subito la casa. Sì, sono 2 per la verità le famiglie che devono trovare una sistemazione duratura, perché sono compromessi tutti e 2 gli appartamenti, sia quello che è stato direttamente coinvolto che quello superiore.
Per quanto riguarda la famiglia della vittima, lei conosceva, era una famiglia seguita in qualche modo o comunque, insomma, visto che abitavano proprio davanti al comune, lei aveva mai visto il signore? Il signore si passeggiava con il suo cane normalmente qui per le strade del centro, per le piazze del centro, frequentava il bar qui vicino, non ha mai dato segni particolari su cui preoccuparsi, una famiglia normalissima. Dunque questi l'avete sentiti, i drammatici fatti a Villafranca, lo avete sentito dalla nostra Valentina Visentin, l'anziano che ha fatto esplodere la bombola di gas è morto, feriti il nipote e la figlia. Ora la problematica più grossa è quella di trovare degli alloggi per queste famiglie che sono rimaste senza casa. E torniamo a parlare di minori, di situazioni difficili. Abbiamo sentito insomma il gravissimo fatto della rapina, il 15enne che è stato fermato dai carabinieri a Treviso. Rimaniamo a Treviso per un altro fatto che aveva fatto discutere nella Marca, di un ragazzino che aveva spruzzato dello spray urticante in classe. La nostra arma sono le scuole, sempre aperte. Dopo il caso dello spray al peperoncino spruzzato al Besta, interviene Angela Ferraro, dirigente dell'Istituto Comprensivo 5 a Treviso. In 2 plessi dell'istituto, alle medie, 2 ragazzi sono stati trovati con un coltello nello zaino. Un caso, il ragazzo dice al compagno, più o meno scherzando, un coltellino. Il docente può perquisirlo? No. Cosa può fare? Può chiedere volontariamente al ragazzo di mostrarlo. Di coltelli negli zaini lo scorso anno, Angela Ferraro, dirigente dell'Istituto Comprensivo 5 Coletti di Treviso, ne ha trovati 2. Siamo alle medie, la fascia d'età è 11-13 anni. Ieri lo spray urticante è spruzzato in una classe di prima superiore per evitare il compito di matematica. La dirigente Renata Moretti del Besta ha lanciato un appello per un patto di collaborazione tra scuole e famiglie. Ferraro, collega e dirigente esperta, delinea il contesto. C'è lo strumento disciplinare, ci sono miliardi di progetti di recupero dei ragazzi in sospensione o che fanno queste cose, però tecnicamente noi non possiamo perquisire un ragazzo, quindi non è che possiamo sapere dentro lo zaino il ragazzo cosa porta, ci sono una serie di limitazioni normative. Seppur parzialmente, dice Ferraro, abbiamo le mani legate, eppure la sua scuola, con i plessi che insistono nei quartieri di San Liberale, Santa Bona, San Paolo, Monigo, ha agganciato il territorio che con questo sta lavorando per dare ai ragazzi più opportunità. Come combattiamo il disagio giovanile? Con tantissimi laboratori, la scuola è aperta anche il pomeriggio, la logica è tenere, come con la curvatura sportiva che noi continuiamo a mandare avanti, o gli strumenti aggregativi dello spazio del villaggio, la scuola della pace, i volontari di Sant'Egidio, poter fare un elenco infinito di opportunità che le associazioni e la scuola in concerto danno per tenere le scuole aperte, cioè, i ragazzi stanno a scuola. Ci sono i laboratori di cortometraggio, lo sport, la musica, lo spazio del villaggio. È la nostra arma, chiosa Ferraro, contro la marginalità. Ci sono delle possibilità offerte dal patto educativo di comunità che io riesco a realizzare grazie ai volontari e sono più di quanto immaginate. Ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in diretta. Rieccoci nuovamente in studio, sempre con la cronaca. Ci spostiamo a Schio, nel Vicentino. Si infortuna in montagna mentre tenta di liberare l'auto dalla neve e viene soccorso in elicottero. Intervento stanotte dopo l'una del soccorso alpino di Schio a supporto dell'ambulanza poi fatta rientrare e dell'elicottero di Trento per un uomo che si era fatto male probabilmente nel tentativo di liberare la propria auto bloccata dalla neve a Busa di Novegno e ha chiamato il 118. La squadra è arrivata sul posto dove era atterrata l'eliambulanza con l'equipe medica che stava prestando le prime cure all'uomo di Sant'Orso a seguito di un sospetto trauma alla gamba. I soccorritori hanno quindi aiutato l'equipaggio a caricare la barella nell'elicottero decollato in direzione Trento. L'intervento si è concluso verso le 4. E torniamo ancora con la cronaca, sempre nella Marca, perché c'è stata una rapina a Lancenigo, la quarta rapina mano armata in poco più di una settimana. La Marca
è assediata a Villorba dopo la rapina l'altro ieri sera nel market del centro. Restano paura e shock. Il video dell'irruzione, le urla e le minacce, dateci l'incasso, spariamo. Uno dei titolari si è ritrovato la pistola alla tempia. Sono attimi infernali, disperati, quelli che le telecamere del mini market dal via Varol registrano alle 19:52. Siamo in via Trento, nel centro di Villorba. Silvia Stellon e il marito Fabrizio Tiengo sono alle prese con le pulizie di fine giornata quando due uomini a volto coperto fanno irruzione nel locale, entrando dalla porta laterale che dà sul bancone. Sono armati, uno con sé ha una pistola, l'altro un taser. Entrano dicendo calmi e tranquilli, attraversano la pedana, o forse solo uno, comunque si recano tutti e due verso di qua. Mio marito era là sull'angolo e le prendono un po' di mira lui e me, lasciano un po' in disparte e cominciano a dire che vogliono la cassa. Volevano le chiavi della cassa e puntandomi la pistola alla tempia. In quel momento volevo anche reagire, di te verità, però c'era sempre lei come ostaggio, non mi sono sentito di reagire. Anche lei hanno puntato la pistola anche lei e dopo le hanno intimato col taser. Taser che a sua volta poteva rivelarsi pericolosissimo. Tiengo ha alcune problematiche cardiache. Avendo i miei problemi, se mi imputavano il taser addosso ci resto secco. Poi sono agitati dopo, perché dopo hanno cominciato ad alzare la voce e essere irruenti, essere cattivi, diciamo, se vogliamo dire. I delinquenti asportano la cassa con i soldi, circa 700 euro, il cellulare del titolare e le chiavi del furgoncino da lavoro con cui si danno alla fuga. Neanche un minuto, una cosa velocissima, volevano fare tutto veloce, cercavano di essere rapidi. Il furgone aziendale viene trovato già in serata a Maserata. I ladri erano arrivati in via Trento a bordo di una Fiat Panda bianca risultata rubata a Campo San Piero il 6 gennaio. Devi riaprire perché devi riaprire. La paura, adesso vediamo un attimino da mettere altre telecamere fuori. Davvero immagini che dicono tutto, armati senza scrupoli, il terrore di questi due negozianti che devono riaprire la loro attività in un clima sicuramente non semplice. Un fatto gravissimo, dice il sindaco di Villorba Francesco Soligo, che si appella direttamente al governo. Siamo davanti ad un'escalation, servono più forze dell'ordine, pene severe, scattata la solidarietà di clienti ed amici. Siamo scioccati perché, ripeto, comunque come ho detto anche prima, non si è mai sentita qua in zona Villorba, cioè è sempre un paese tranquillo, ma così stiamo diventando veramente una giungla. Non si fanno più scrupoli, siamo vicini di casa, sono delle persone speciali e dispiace. L'ondata di affetto e solidarietà è scattata non appena la notizia della rapina si è diffusa in paese. Il mini market di Silvia Stellon e Fabrizio Tiengo è il classico negozio di vicinato, un servizio per il territorio. Chiuso per rapina, recitava il cartello affisso sulla porta d'ingresso fino alla tarda mattinata, poi la forza di riaprire, ancora scossi ma con il sorriso sulle labbra. Madre, te becchi qui. Madonna. Si torna alla normalità, ma di normale in questa vicenda c'è ben poco. Lo stesso sindaco di Villorba, accanto alla comandante della polizia locale, ha voluto esserci. Sono rimasto basito anch'io perché siamo in centro a Villorba, siamo vicino ad altre attività, in un orario dove le attività chiudono e c'è movimento. Purtroppo siamo davanti a questi fatti dove non hanno paura di nulla, la zona è videosorvegliata. Primo cittadino che, se da un lato ringrazia i carabinieri, dall'altro rivolge un appello direttamente all'esecutivo.
Al governo bisogna prendere provvedimenti, fare delle norme che siano un po' più stringenti e che vengano attuate, insomma, per queste cose. Sappiamo tutti come funziona, dobbiamo essere un po' più incisivi su quello che è la pena. Visto che comunque l'escalation di questi furti succede sempre più spesso anche in centro, credo che sia il caso di dare anche più forza dell'ordine, insomma. Intanto si riapre nell'abbraccio di amici e clienti. Mettiamola così. 7 colpi nell'ultimo mese, gli obiettivi tutti con denaro contante a disposizione, senza grosse difese passive, raggiunti con auto rubate. La pista dei militari dell'Arma è che dietro ci sia un'unica banda. Lo stiamo verificando se è possibile cercare dei punti di concorrenza in questi episodi e vedere se gli autori sono gli stessi. Supermercati, farmacie, tabaccherie, esercizi commerciali usati come bancomat, assalti armati, banditi a volto coperto, pistole o mitra, bottini di poche centinaia di euro, colpi messi a segno con auto rubate o con mezzi con targa rubata poi abbandonati. Potrebbe esserci un'unica banda dietro agli ultimi 7 colpi nella Marca. È questa la pista che i militari del comando provinciale di Treviso stanno seguendo. Obiettivi facili, attività spesso senza telecamere e con denaro contante. Parliamo sempre di bottini tra i 400 e i 1000 euro. Non ci sono stati episodi violenti, in alcuni casi hanno tentato di rubare gli effetti personali o il denaro ad alcuni clienti, ma comunque quando questi sono opposti hanno desistito quasi autonomamente. Il primo colpo il 16 dicembre ai danni della farmacia Tonicello di Morgano di Badoere, l'irruzione con il mitra, la minaccia per farsi consegnare i soldi della cassa. 2 settimane dopo esatte, l'obiettivo diventano 2 tabaccherie, prima a Sala di Istrana, la tabaccheria della famiglia Tosello. I banditi fanno irruzione verso le 18, ci sono i clienti in negozio. Poi Merlengo di Ponzano, i ladri intimano ad Irene Baseggio e ai 4 clienti di stare a terra. Il 7 gennaio ancora una tabaccheria a Piavona di Oderzo, questa volta i banditi sono in 4, sempre a volto scoperto e con un mitra. 10 e 11 gennaio 2 supermercati, la CRAI di Altivole, 1.500 euro il bottino, il più alto, il mitra puntato contro il titolare e la frase è una rapina tranquilla. Il giorno dopo il colpo al Prix di via Castellana a Treviso, sono in 3 armati di fucile d'assalto. Martedì sera l'ultima rapina all'alimentare dal Biavarolla di Villorba, i banditi sono 2, anche in questo caso l'auto rubata è una Panda come in altri 3 episodi. Similitudini che hanno convinto i militari ad allargare il cerchio oltre il singolo colpo. Secondo le dichiarazioni rese dai testimoni, la banda non aveva alcuna flessione particolare, i componenti potrebbero essere tutti italiani. E andiamo a Padova, rimangono gravi le condizioni del barista cinese pestato da 2 clienti ubriachi. Il sindaco di Selvazzano ha incontrato il papà e la sorella. Mio fratello lì dentro li ubriachi, quindi li ha rifiutati e poi questi 2 hanno aggredito, hanno tirato dei pugni. È grande la solidarietà nei confronti della famiglia di Marco Ye, il barista cinese pestato a Tencarola da 2 clienti ubriachi a cui non aveva servito ancora da bere. I cartelloni del vicinato incoraggiano il giovane che sta lottando tra la vita e la morte in ospedale a Padova. La mamma è accanto a lui, il papà e la sorella invece hanno ricevuto la visita del sindaco di Selvazzano, Claudio Piron. La correttezza, l'integrità, l'impegno di questo giovane esercente e di tutta la sua famiglia che, come dice la legge, quando una persona ha bevuto troppo non gli si può dare da bere ancora perché sarebbe un reato, e quindi ha esercitato la sua responsabilità da cittadino in maniera molto coerente, e purtroppo gli è costata anche questo tragico episodio. Da domenica il sindaco Piron è in costante contatto con le forze dell'ordine per seguire le indagini. La polizia municipale con il comando dei carabinieri continuerà a monitorare il territorio per garantire la massima sicurezza del paese. I controlli sono quotidiani, la polizia locale è continuamente in contatto con i carabinieri, con le stazioni dei carabinieri, e i turni di lavoro sono costanti perché dalle 7 del mattino
a quasi l'una di notte le pattuglie, le volanti perlustrano il territorio. Anche l'associazione dei baristi cinesi, arrivati anche da Brescia e Mantova, sono vicini alla famiglia Ye e si dicono preoccupati per l'escalation di violenza nei locali. Non è giusto, perché un bravo ragazzo, Marco, così, se tu vedi tutti il paese vuole bene, mi sta male veramente. Proviamo noi che di comune, sindaco, che si può carabiniere, possa aiutare a fare qualcosa, perché veramente noi che lavoro bala è preoccupati. Le immagini delle telecamere del bar mostrano la violenza inaudita dei due fratelli moldavi autori dell'aggressione, che colpiscono per ben 2 volte il giovane barista, che crolla a terra davanti agli occhi del padre, che lo tiene tra le braccia mentre gli altri clienti allontanano i violenti e chiamano le forze dell'ordine. Le condizioni del 27enne rimangono gravi, la prognosi è riservata. Se supererà i 40 giorni, l'accusa per i 2 fratelli moldavi, autori del brutale pestaggio, diventerà lesioni gravissime. Andiamo subito dal senatore Andrea Martella, che dovrebbe essersi collegato già con noi, segretario regionale del Partito Democratico. Buongiorno senatore. Buongiorno, grazie ancora dell'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Buongiorno, senta, purtroppo oggi abbiamo aperto con un fatto di cronaca, ma poi tanti davvero i servizi, i collegamenti, ma anche insomma purtroppo abbiamo dovuto parlare di rapine continue, un 15enne arrestato per una rapina a Treviso, pestaggi anche a Mestre di 2 negozianti, una situazione, un'escalation davvero preoccupante. Si parla sì di zone rosse, però insomma una situazione che sembra che stia sfuggendo un po' di mano. Abbiamo visto anche davvero nel Trevigiano a Villorba 2 ladri che sono entrati in un negozio armati di pistola, hanno puntato l'arma alla tempia del negoziante, una situazione davvero difficile. Sì, una situazione davvero difficile, tanti episodi, troppi episodi, i cittadini non si sentono più sicuri. E credo che possa essere tratta anche una prima conclusione. Questo governo di destra, che aveva fatto della sicurezza una delle proprie priorità, per non dire una delle principali armi di propaganda, sta fallendo. Non sta riuscendo a garantire la sicurezza nelle città, neanche nelle aree più interne. Non ha politiche sufficientemente efficaci, non riesce a mettere nemmeno le forze dell'ordine in condizioni di fare il loro importantissimo e encomiabile lavoro. Sta facendo provvedimenti che aumentano magari il numero dei reati, ma non sono efficaci per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. È un fallimento vero e proprio, bisognerebbe iniziare a dirlo con forza, e io penso che ormai sempre più le priorità per questo Paese siano date dalla sanità, dal lavoro e dalla sicurezza. Siano 3 priorità, non 2, sanità e lavoro, ma sanità, lavoro e sicurezza. Ecco, fra l'altro i negozianti proprio di Venezia, di Mestre, che sono stati picchiati, insomma hanno detto che i malviventi che sono entrati, che fra l'altro avevano anche bugettato cose addosso al bimbo piccolo, al loro bimbo piccolo, hanno detto vabbè, ma tanto se ci prendono il giorno dopo siamo già a casa. Quindi questa che insomma torna questa cosa dei malviventi che pensano di poter rimanere impuniti una volta arrestati. Ma allora diciamolo ancora una volta, più volte lei giustamente è ritornata su questo tema della certezza della pena. Sono d'accordo. Chi commette un reato deve essere punito e i cittadini devono essere certi che quella pena viene scontata. Questo è il primo obiettivo che dovremmo avere, un elemento di garanzia del nostro Stato di diritto. È evidente che non sempre così avviene per il malfunzionamento di certe leggi, e quindi è evidente che ci vuole una politica complessiva di sicurezza, di repressione, di detenzione di un certo tipo e anche di integrazione, perché poi le persone che hanno scontato una pena non rimangano dei criminali, ma possano in qualche modo, se ci sono le condizioni di poterlo fare,
riscattarsi e avere un altro tipo di condizione esistenziale. La prima cosa che bisogna però garantire ai cittadini e non è solo la certezza della pena, la prima cosa che bisogna garantire è che non avvengano reati, perché poi la certezza della pena, importantissima, te ne fai poco se continuamente la tua sicurezza personale, quella dei tuoi familiari, quella degli anziani, quella dei più giovani, quella delle donne viene messa in discussione. E quindi io penso che bisognerebbe da parte del governo fare meno proclami e attivare una politica seria ed efficace per garantire la sicurezza dei cittadini. Senta, in molte città scatteranno le zone rosse, insomma zone che dovrebbero essere monitorate maggiormente. Intanto io le chiedo se secondo lei questa potrebbe essere una soluzione, se possono essere o meno utili queste zone rosse e soprattutto con che forze. Guardi, io ho letto qualche giorno fa delle dichiarazioni dell'ex capo della polizia Franco Gabrielli e quindi uso le dichiarazioni di un poliziotto, di un prefetto, anzi di un capo della polizia, per dire che le zone rosse, così come sono state concepite dal governo, rischiano di essere un palliativo, cioè di non essere risolutive del problema. Io non voglio essere a priori contrario, ma dico che in questo modo, così come sono state concepite con un rafforzamento solamente in alcune zone, si rischia di non colpire realmente chi commette dei crimini, ma di focalizzarsi attorno ad alcune zone, magari il centro, pensiamo, tutto questo è nato per quello che è successo in Piazza Duomo a Milano, ma se poi tu hai una criminalità diffusa e zone sotto controllo nel resto della città, anche questo non funziona, per cui vedo che anche in molte città del Veneto c'è una discussione se devono essere usate oppure no. Mi pare che il governo le abbia usate un po' propagandisticamente per dire facciamo anche questo, però ripeto, la politica della sicurezza è fatta di repressione, di controllo, di presidio del territorio, ci vogliono gli agenti di polizia e non solo, ed è fatta anche di politiche sociali e di integrazione, di regolarizzazione dell'immigrazione. Ecco, tutto questo dovrebbe essere messo assieme per cercare di costruire una società più giusta e delle città più sicure. Ecco, per chiudere poi con la cronaca, dopo insomma la liberazione della giornalista, ora ore di apprensione per un altro, per l'operatore che è stato arrestato in Venezuela, Alberto Trentini, e anche in questo caso insomma istituzioni, politica per cercare di riportare a casa questa persona. Sì, peraltro si tratta di un cooperante veneto, di origini veneziano del Lido di Venezia, e quindi c'è stata anche è in corso una grande solidarietà e partecipazione da parte delle associazioni, della comunità parrocchiale, di tanti giovani attorno alla sua famiglia, e per fare di tutto per cercare di avere la sua liberazione. E noi ci siamo mossi immediatamente come parte politica, ma anche in questo caso bisogna affrontare un tema di questo genere con il massimo spirito unitario. Ci siamo mossi rivolgendoci al Ministero degli Esteri con delle specifiche interrogazioni, per chiedere di fare tutto lo sforzo diplomatico possibile, innanzitutto per accertarsi dov'è, ovviamente per garantire detenzione e diritti dal punto di vista carcerario, ma soprattutto per arrivare alla sua liberazione. Il governo si è attivato, so che sta lavorando, in questi casi molto delicati ci vuole una grande riservatezza, mi auguro però che i risultati arrivino presto, e che la sua famiglia possa essere presto tranquillizzata, come è giusto che sia. Tra l'altro tutti e due i casi senza un capo d'accusa, incarcerati in 2 paesi stranieri senza capi d'accusa, insomma è una cosa che fa riflettere.
Sì, assolutamente, che fa riflettere e ancora di più deve aumentare l'impegno, come è stato anche nel caso di Cecilia Sala, per arrivare alla liberazione di quest'altro nostro connazionale impegnato da molti anni nella cooperazione internazionale. Senatore, le faccio vedere adesso un servizio di politica che riguarda le parole del presidente Zaia sulla possibile corsa in solitaria della Lega. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo insieme. Candidato, e quindi tutti coloro che vorranno sposare ideali, obiettivi e valori sono aperti a sedersi a questo tavolo. 24 ore dopo le parole di Luca Zaia, che hanno infiammato anche la politica nazionale, tocca a Mario Conte ribadire il concetto: la Lega è pronta, anzi prontissima, alla corsa in solitaria. Speriamo possa essere Zaia, perché c'è questo vizio normativo che oggi impedisce ai presidenti di regione e ai sindaci, poche decine di sindaci a livello nazionale, di candidarsi per il terzo mandato. Ricordo che tecnicamente il mandato ti viene dato dai cittadini, qui le viene impedito anche di presentare la propria proposta ai cittadini, proprio per una norma. Se così sarà, noi comunque la nostra partita la faremo. Ma proprio sul nodo del terzo mandato gli alleati vogliono fare chiarezza. Oggi c'è il limite del mandato e c'è un limite del mandato voluto dalla Regione del Veneto, voluto da questa maggioranza, e mi permetto di sottolineare, voluto dal partito di maggioranza relativo in Consiglio regionale, cioè la Lega. Il tema deve partire da questo, altrimenti sembra che il governo di centrodestra, che è lo stesso governo in termini di coalizione politica, che è quello che governa il Veneto, si sia messo ad attaccare il presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia. Non è così, la legge dice 2 mandati e basta. Insomma, una decisione boomerang. Zaia sbaglia a personalizzare, dice il coordinatore regionale meloniano Luca De Carlo. Su questo c'è piena convergenza con Forza Italia. Non bisognerebbe mai personalizzare le situazioni politiche né personalizzare le leggi, cioè pensare o sperare di modificare una norma nel momento in cui questa norma serve a te. Questo l'ha detto Luca De Carlo, ma lo condivido. Mi sembra più quasi un'ultima spiaggia, sembra più quasi richiamare un contesto elettivo ad personam, cioè siccome interessa a me deve essere sbloccato. Senatore, un vero terremoto all'interno del centrodestra. Guardi, non so più davvero cosa dire, come commentare tutto questo. Sono molto più preoccupato perché durante questo servizio ho visto che sarebbe messo in discussione la tregua in Medio Oriente, a Gaza, e quindi diventa anche difficile, speriamo che non sia così, perché quella tregua dovrebbe aprire una speranza di pace, e quindi queste parole che ho sentito mi sembrano ancora più inutili e fuori luogo. E diciamo che da tempo c'è uno scontro molto pesante all'interno del centrodestra. E da tempo io sostengo che il terzo mandato non è possibile, perché in tutte le democrazie esiste un limite dei mandati per chi ha delle cariche elettive. Il Parlamento in più occasioni ha detto di no a questo terzo mandato. Per quanto mi riguarda, questo no valeva anche quando c'era Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, o De Luca, presidente della Campania. E il governo ha anche impugnato la legge di De Luca che prevedeva un ulteriore mandato. Non so ancora che cosa debba succedere perché Zaia capisca che questa strada è finita. E vedremo che cosa faranno sinceramente. Credo che non siano più in grado di avere un progetto per questa regione, lo stanno dimostrando da tempo, basti pensare ai problemi che ci sono in campo sanitario, alla voragine della pedemontana, alle risorse che non hanno e hanno dovuto aumentare le tasse sulle imprese. Quindi mi pare che siamo giunti alla fine di un ciclo politico e noi, come ho detto in più occasioni, consapevoli delle difficoltà che ci sono, vogliamo creare un progetto all'altezza di quelle che possono essere le nuove aspettative e nuove speranze per i cittadini del Veneto.
Ecco, è un Partito Democratico che sta un po' alla finestra a guardare che cosa sta succedendo all'interno del centrodestra e si sta preparando per queste regionali. No, non direi proprio che sta alla finestra. Il Partito Democratico sta costruendo una coalizione di forze politiche, civiche di centrosinistra, ma che hanno anche una loro radicamento territoriale con vari appunto movimenti e realtà locali, e abbiamo già deciso quale sarà la nostra visione per il Veneto del futuro, ragionando di programmi, sanità, il futuro da dare ai giovani, il lavoro, la sostenibilità ambientale. Abbiamo già fatto un evento molto importante nel mese di dicembre, proprio in collegamento alle realtà civiche, e ci incontreremo anche nei prossimi giorni per proseguire questo lavoro e per arrivare poi in tempi adeguati anche alla scelta del nome che ci dovrà guidare. Quello che è certo è che mentre gli altri discutono dei nomi, anzi dei partiti, perché hanno un nome che dovrebbe essere per sempre alla guida della regione, noi stiamo cercando di mettere al centro il bene comune e l'interesse di tutti i cittadini, non di questo, di quello, o di questa parte politica piuttosto che di un'altra. L'ultima domanda, senatore, ci si aspettava questa guerra interna al centrodestra per le regionali del Veneto? Ma è una guerra che viene da lontano, sinceramente, no? Non è neanche del tutto scaturita nel corso di questi ultimi giorni. È una guerra che ha anche qualche radice sul fatto che, per esempio, sull'autonomia hanno idee completamente diverse tra la Lega e Fratelli d'Italia, e poi alla fine le bugie hanno le gambe corte. Si è visto che tra Forza Italia e la Lega hanno idee diverse e Fratelli d'Italia sul tema dei diritti. Pensiamo al fine vita, allo ius scholae, su cui si sono differenziati. Pensiamo che per quanto riguarda il bilancio, Forza Italia non l'ha votato perché è contro all'aumento dell'IRAP. Insomma, si guarda con diciamo una certa normalità a quello che sta succedendo, si vede che questa è una guerra abbastanza vera, forte e di potere, e come ho detto prima non so se si potranno riunire, ma sarebbe una finzione. Credo che i cittadini veneti non ci crederebbero nemmeno più. Senatore, io la ringrazio davvero. Io ringrazio lei e tutti voi. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie. Noi parliamo ora di una stangata per carburanti, luce e gas. Ce ne saremo accorti proprio in questi giorni, anche con un aumento davvero importante nel carburante. E dovremmo avere, eccola qua, la vedo collegata, la nostra Monica Smiderle. Monica, a te la linea, buongiorno. Sì, buongiorno a te Daniela, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sarà una stangata quella in arrivo nel 2025 per gli annunciati rincari delle bollette di luce e gas, ma anche per i continui aumenti dei prezzi dei carburanti. Luce e gas, vi dicevo, in aumento con percentuali a due cifre, si parla di aumenti intorno al 15%. Secondo le stime una famiglia media potrebbe spendere circa 350 euro in più nel corso del 2025. Per quanto riguarda i carburanti ci sono continui rincari a partire da Natale in poi, in alcuni casi al servito. Pensate che benzina e gasolio hanno sfondato la soglia dei 2 euro al litro. A che cosa sono dovuti gli aumenti? Sicuramente alle tensioni geopolitiche
crisi in atto a livello globale, le tensioni tra Stati Uniti e Russia, ma secondo le associazioni di categoria si tratta anche in quota parte di aumenti ingiustificati. Ma noi siamo venuti al mercato qui a Bassano per capire un po', raccogliere l'umore degli ambulanti ma anche dei cittadini. Le imprese naturalmente si dicono preoccupate. Proviamo ad avvicinarci a sentire come va il mercato, come è andata. Ci sono annunciati anche molti rincari, come sta andando? Diciamo, noi non ci possiamo lamentare perché nel nostro settore la pellicceria sta riprendendo. È tornato il desiderio della pelliccia vera e della pelliccia di buona qualità. Quindi nel vostro settore la crisi insomma non si sente, ma in generale i mercati come vanno? I suoi colleghi che cosa le dicono? La crisi si sente, i nostri colleghi pure la sentono, la sentiamo anche noi. Noi però siamo un po' ottimisti perché è nella nostra natura. Senta, annunciati rincari di luce, gas e poi gasolio e benzina che continuano a salire di prezzo. Sentite voi il peso di questi rincari? È un peso che si sente, però si può combattere, cioè si prende il riscaldamento, si abbassa di 2-3 gradi e ci si mette una maglia di lana in più. Se si deve andare ad Asiago, invece di andare ad Asiago con la macchina, vai a Cittadella e prendi un caffè a Cittadella. Quindi insomma limitare gli spostamenti e stare attenti ai consumi. Esatto. Grazie, la ringrazio. Ecco insomma questi i suggerimenti del nostro ambulante, la ringrazio ancora. Certo che sul portafoglio dei consumatori i rincari si faranno sentire nel corso del 2025. Noi abbiamo avvicinato Flavio Convento che è il presidente veneto della FAIB, la Federazione Autonoma dei Benzinai. Sentiamo che cosa ci ha detto. Sicuramente riscontriamo in questi giorni un aumento del prezzo del carburante, quindi questo ci fa riflettere alle problematiche anche a livello dei consumatori che sono preoccupati e quindi sicuramente danneggerà tutti i consumatori, e sappiamo benissimo che più dell'88% delle merci vengono trasportate su ruote, quindi va a colpire anche il prodotto finale e tutto il trasporto per questo aumento di costi. Sicuramente la cosa ci preoccupa non solo per quanto riguarda l'aspetto dei consumatori finali ma anche per quanto riguarda le gestioni. Molto spesso sento ancora parlare di un problema da parte della categoria di questi aumenti di prezzi. Sentivo anche l'altro giorno su un'intervista che riscontravano una differenza di prezzo tra il servito e il self di 76 centesimi. Sappiamo benissimo che quell'incidenza va a tutte le compagnie petrolifere. La preoccupazione è moltissima, anche perché abbiamo ripetuto più volte l'aumento del prezzo vuol dire diminuzione dei litri di vendita e il gestore guadagna sui litri effettivamente di vendita, quindi più aumenta il prezzo e meno guadagna anche il gestore. E ci preoccupa anche e soprattutto l'aumento delle accise del gasolio che il governo ha intenzione di approvare. Sappiamo benissimo che le vendite del gasolio sono in totale aumento in questi anni, quindi l'aumento del prezzo delle accise per quanto riguarda il prodotto del gasolio va a aumentare il prezzo finale del carburante, quindi a incrementare questo aumento che va a incidere sia per quanto riguarda i consumatori sia per quanto riguarda le gestioni. Siamo un comparto che rappresenta circa 80.000 persone, quindi dobbiamo tutelarlo e stiamo facendo in modo che insieme con il governo e trovare delle trattative, e sicuramente la riforma di questo settore che è ferma da 20 anni è essenziale per salvare una categoria e sicuramente per cercare di ridurre al massimo dei prezzi alti, ingiustificati. Vediamo gli ultimi aumenti che sono stati fatti il 25 di dicembre e il primo dell'anno. Secondo me in quel momento lì non era necessario l'aumento, quindi stiamo cercando di tutelare non solo noi ma anche il consumatore finale. Abbiamo sentito Flavio Convento parlare di aumenti ingiustificati, c'è il grande tema poi dell'allineamento delle accise tra gasolio e benzina che potrebbe portare ad un ulteriore rincaro del prezzo del gasolio. Se cresce il costo per le aziende ad esempio di trasporti, poi il rischio è che si riversino gli aumenti anche sull'incremento delle tariffe dei servizi e quindi ulteriori appesantimenti per quanto
riguarda i costi per i consumatori. Dunque un tema in divenire, un 2025 che si preannuncia difficile sotto il profilo delle spese e dei costi. Daniela, da Bassano del Grappa è tutto, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Monica Smiderle, l'avete sentito, insomma, una stangata purtroppo che era preannunciata e sta arrivando, ed è anzi arrivata. Una notizia di cronaca prima di andare in pubblicità da Treviso, perché la Polizia di Stato ha eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura della Repubblica di Treviso nei confronti di 2 cittadini stranieri di 30 e 38 anni, entrambi già gravati da precedenti penali, presunti responsabili di violenza sessuale di gruppo nei confronti, consumata lo scorso novembre nei confronti di una donna di 29 anni. Ovviamente torneremo a parlare di questa gravissima vicenda nel corso del nostro telegiornale delle 19:30, pubblicità, e poi parleremo del nuovo codice della strada. Di tutto. Siamo tornati in studio e ne stiamo già parlando con Angelo Centola dell'ACI di Treviso. Intanto buongiorno. Buongiorno anche ai telespettatori. Insomma, perché è un argomento che sta facendo discutere non poco, per alcuni aspetti insomma si spera che risolva il problema, e parliamo del nuovo codice della strada che è entrato in vigore. Per altri aspetti ci sono insomma delle perplessità, ecco, diciamo così. Intanto impennata di multe l'abbiamo vista un po' ovunque, anche giuste, direttore, perché insomma cellulari in mano, distrazioni, che erano poi i fattori maggiori insomma di incidenti stradali, purtroppo anche gravi e anche fatali. L'abbiamo visto nella Marca tantissimi anche in questo 2025 e insomma nuovo codice della strada, tante perplessità però ancora. Diciamo che il nuovo codice della strada deve essere, come dire, un po' digerito. Naturalmente il giudizio finale lo andremo a fare fra qualche tempo, perché dobbiamo valutare i risultati. Ricordiamo che il codice della strada nasce anche da una situazione un po', diciamo, un po' esagerata di morti e di incidentalità stradale. Le sanzioni sono abbastanza specifiche, anzi certe volte molto pesanti. Il problema è valutare se queste sanzioni poi sono, diciamo, continue per poter garantire un risultato, che sarebbe quello di salvare vite umane. Naturalmente c'è qualche situazione che secondo noi di ACI, ma anche non solo noi di ACI, dovrebbe essere un po' valutata meglio, però è il primo impatto, perché alla fine il decreto è stato quello di dicembre e quindi adesso siamo al 2025, quindi gennaio 2025. Io mi riserverei fra un paio di mesi per, diciamo, valutare la situazione a livello locale, quindi per quanto riguarda la provincia di Treviso, e poi fare anche una valutazione a livello nazionale. Se qualche vita la riusciamo a salvare, qualche incidente lo riusciamo a evitare, sarebbe una cosa giusta e opportuna, e io spero che sia così. Naturalmente c'è una situazione su qualche diciamo, norma di tipo regolamentare e tecnica da dover valutare meglio. Ecco, fra queste era quella proprio dell'alcol test, nel senso che il livello è rimasto quello che era già stato stabilito, quello di 0,5 come minimo, però la problematica è che qualche farmaco andrebbe ad influire sull'alcol test rendendolo positivo, e questo crea insomma qualche problema, perché magari chi non beve dice io non bevo, però prendo un farmaco e rischio di essere non solo sanzionato, ma si rischia la sospensione della patente. Allora, mettiamo in fila gli argomenti. Per quanto riguarda l'alcol test, per quanto mi riguarda, chi si mette alla conduzione e alla guida dell'auto deve essere, diciamo, messo in una situazione che l'alcol non deve essere proprio presente nel proprio organismo, perché si tratta
di tutelare la propria vita ma anche quella degli altri. Per quanto riguarda invece gli effetti collaterali di qualche farmaco, lì c'è una situazione di valutazione soprattutto medica, che bisogna capire come smaltire questo tipo di effetto, perché effettivamente se c'è un farmaco che poi dà qualche problema sull'alcol test e soprattutto a livello di guida, ci deve essere un parere, secondo me, tecnico del medico, che deve comunicare al paziente che questa situazione deve essere gestita nella maniera più opportuna possibile, perché se no creiamo confusione. Ecco, quindi secondo lei è il medico che dovrebbe in qualche maniera dire al paziente attenzione perché questo farmaco... Il medico dovrebbe dire al paziente questo farmaco può dare effetti collaterali, tant'è vero che questa è una situazione che fa riferimento a una nostra campagna di qualche anno fa, vado a memoria, più di 10 anni fa, con il Ministero della Salute, che c'è stata la proposta di ACI in cui sui farmaci che potevano avere degli effetti alla guida di un'auto c'era, e il Ministero, devo dire, è stato favorevole a questa situazione, c'era una comunicazione, quindi in pratica c'era un bollino in cui sulla scatola era scritto questo farmaco può dare problemi alla guida di un'auto, e quindi chi assumeva quel tipo di farmaco doveva essere informato e naturalmente doveva anche informarsi su come questa situazione poteva essere gestita al meglio e nella maniera più positiva prima di mettersi alla guida. Ecco, e dobbiamo dire, per evitare che si entri in panico per qualsiasi cosa, che non sono farmaci che quotidianamente si prendono. Ma qualsiasi tipo di farmaco può avere degli effetti che non tutti possono conoscere, quindi io credo che l'automobilista, perché parliamo di automobilisti, ha il diritto e anche il dovere di essere messo a conoscenza che quel tipo di farmaco prescritto nella maniera corretta, quindi prescritto dal medico, debba conoscere se ha degli effetti collaterali e degli effetti non positivi alla guida. Perché se io prendo un farmaco e non sono informato, perché non è che tutti i pazienti vadano a leggersi il cosiddetto bugiardino, perché è scritto anche in maniera abbastanza complicata, soprattutto per la vista un po' così, però se abbiamo sulla scatola del farmaco, oppure se è una situazione abbastanza visiva che quel farmaco ha degli effetti, il medico, visto che parliamo di guida, quindi la guida è anche un'attività pericolosa, per non dire è un'attività pericolosa perché ci mettiamo alla guida di un'auto e gestiamo una situazione che fa riferimento a noi stessi come conducenti, ma però anche a pedoni, a ciclisti, a motociclisti, ad altri conducenti. Quindi è una gestione dell'auto considerando tutto il parco legato al concetto di mobilità. Quindi il farmaco deve comunicare che quella tipologia di somministrazione potrebbe dare luogo a effetti collaterali. L'automobilista è informato, se l'automobilista contraddice oppure non segue quella regola, allora ha la doppia responsabilità, perché benché informato non si rende conto. Se invece non è informato, qualche situazione di buona fede la dobbiamo considerare, perché c'è una responsabilità del medico e c'è una responsabilità anche di chi assume quei farmaci. Naturalmente io perché noi di ACI abbiamo fatto una campagna ed è risultata efficace, sono per l'idea che sulla confezione, sulla scatola del farmaco debba essere scritto a caratteri cubitali oppure a caratteri ben chiari che quel farmaco può dare luogo a effetti collaterali alla guida dell'auto. Senta, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, sono venuti gli automobilisti a chiedervi qualcosa, spiegazioni, informazioni? Sì, noi abbiamo ricevuto tante telefonate, tra cui viene anche un po' da sorridere, c'è questa situazione legata all'aggiornamento della carta di circolazione, perché tutti erano spaventati su questa tassa da pagare. Allora, per parlare molto chiaro, a parte che stiamo aspettando l'ufficialità attraverso il cosiddetto decreto attuativo e una circolare ufficiale da parte del Ministero e anche noi di ACI dal punto di vista della struttura interna.
e quindi abbiamo tranquillizzato gli automobilisti su questo tipo di situazione che a grandi linee, poi dobbiamo naturalmente leggere in maniera approfondita l'applicazione della norma, però fa riferimento soprattutto a un rinnovo della carta di circolazione oppure a una modifica dei dati che possono essere anagrafici oppure tecnici, quindi non è che ogni anno si paga questa tassa, almeno questo è quello che noi abbiamo capito dalla norma, poi stiamo aspettando le circolari interpretative ufficiali, quindi questa è stata una situazione abbastanza diffusa soprattutto nel territorio trevigiano. E poi naturalmente solite situazioni legate all'alcol test eccetera eccetera, nel senso che c'era una situazione legata anche al recupero punti piuttosto alla perdita di punti e abbiamo naturalmente assicurato i nostri automobilisti su come ci si deve comportare e soprattutto quali sono le precauzioni o le prescrizioni da osservare per non incorrere in sanzioni e soprattutto in decurtazioni del punteggio, perché possiamo fare riferimento, perché è un'esperienza abbastanza diffusa, a soggetti che utilizzano l'auto e quindi conducono l'auto per motivi lavorativi, quindi sarebbe un grosso danno. Noi di ACI siamo a fianco dei nostri automobilisti, infatti facciamo anche dei corsi di recupero punti e cerchiamo anche di agevolare questo recupero. C'è stato un aumento di automobilisti che hanno dovuto fare dei corsi per il recupero dei punti? Sì, per quanto riguarda il nostro Automobile Club abbiamo attivato dei corsi, poi naturalmente noi abbiamo anche una nostra associazione, una nostra tessera che permette anche il rimborso, perché capiamo che oltre alla sanzione, quindi oltre alla multa, devono pagarsi anche il corso di recupero punti. Ai nostri associati noi come ACI glielo rimborsiamo, almeno abbattiamo un costo abbastanza rilevante, e devo dire che qualche automobilista ci è venuto a bussare in Viale Verdi, dove abbiamo la nostra sede, e ha come dire, frequentato il corso di recupero punti, soprattutto per le patenti B, che sono le patenti un po' più complicate per quanto riguarda questo tipo di situazioni, e abbiamo assolutamente soddisfatto la richiesta, infatti ne abbiamo altre. Quindi c'è stato un po' un aumento di persone che hanno dovuto comunque ricorrere al corso. Devo dire persone che utilizzano l'auto per lavoro soprattutto, cioè nel senso stanno in strada tutti i giorni, quindi se io utilizzo l'auto una volta a settimana, come dire, ho più chance di non avere e di non subire decurtazioni. Chi invece per lavoro è costretto, tra virgolette, a utilizzarla tutti i giorni, quindi c'ha più situazioni da dover gestire. Ecco, fra l'altro adesso in questo periodo c'è stata anche la corsa al controllare quanti punti si avevano nella patente, tutti che stanno chiedendo come si fa, come non si fa, quanti punti diamo infatti il numero, diciamo, del Ministero o anche l'indirizzo mail, e quindi questa situazione è abbastanza diciamo, tranquilla. Naturalmente ricordiamo che ci sono anche delle app che si possono scaricare sul cellulare, dove in maniera abbastanza agevole si può come dire, sapere quanti punti e quante situazioni diciamo, devono essere gestite. Io dico che questa situazione del punteggio della patente è importante, anche il nuovo codice della strada prevede delle norme che fanno riferimento a questa decurtazione. E diciamo che il punteggio della patente è importante, perché se riusciamo a tenere i punti in ordine riusciamo anche a guidare l'auto, e naturalmente cercando di assumere un comportamento adeguato. Non è facile, ma ce la mettiamo tutta, anche perché facendo il mestiere del direttore dell'ACI cerco di tutelare gli automobilisti, perché non tutti gli automobilisti sono uguali e non tutti gli automobilisti diciamo, si comportano in maniera sbagliata. Secondo lei, direttore, questo nuovo codice della strada con l'inasprimento delle pene, soprattutto delle sanzioni, in qualche maniera servirà perché poi purtroppo a volte davvero uno dice per 5 chilometri sopra... Io sto sorridendo perché a parte gli automobilisti, però ho avuto dei simpatici colloqui con ristoratori, e in questo momento faccio il direttore in provincia di Treviso, e devo dire che qui c'è una cultura
come dire, enologica, e quindi c'è stato qualcuno che si è lamentato, nel senso che mi ha comunicato che qualche bicchiere in meno l'ho avuto. Io naturalmente ho detto guarda, sinceramente l'importante è che sia uno dei tanti che non beva, così può condurre. Però diciamo che io mi rifaccio all'affermazione che ho fatto prima, cioè questo codice dovrà essere giudicato fra qualche tempo, cioè in base ai risultati. Se i risultati saranno positivi, probabilmente qualche norma è stata azzeccata. Se i risultati non cambiano, perché è un problema di comportamenti, è un problema di cultura, è un problema di sensibilizzazione, cosa che noi di ACI facciamo tutti gli anni, e cerchiamo di essere, come dire, propositivi per una cultura di miglioramento dei comportamenti legati a sanzioni del codice della strada, soprattutto partendo dai più giovani, come diciamo tutti quanti fanno, però io sinceramente mi piacerebbe che alle nostre iniziative partecipassero anche gli adulti, perché non è detto che il binomio più l'età aumenta e più so guidare, no. Ogni età ha bisogno di stimoli affinché la conduzione dell'auto sia una conduzione efficace, soprattutto a livello comportamentale e soprattutto a livello di rispetto di normative del codice della strada, ma soprattutto di buonsenso. Io parlo di buonsenso della guida. Se noi riusciamo ad avere un po' di buonsenso alla guida, probabilmente anche certe sanzioni potrebbero diminuire. Ecco, lei ha anche toccato un argomento che gli avrei chiesto. È vero, quando si dice più anni alla guida e più si sa guidare bene, a volte non è sempre così. Qualcosa è cambiato per quanto riguarda, perché purtroppo lo sappiamo nella Marca, io parlo insomma della Marca, ci sono stati davvero tantissimi incidenti che hanno visto coinvolti delle persone insomma anziane. Siccome tutti non hanno letto proprio completamente il codice della strada, qualcosa è cambiato in questo senso? Qualcosa è cambiato, diciamo che deve cambiare la percezione che ogni singolo automobilista ha alla guida, perché c'è stato, ricordo qualche anno fa, credo 1 o 2 anni fa, c'è stato qualche problema con la guida sugli ottantenni. Anche di recente, voglio dire, sono stati incidenti stradali. Io dico che non tutti gli ottantenni sono da gestire in maniera uniforme, cioè nel senso ogni ottantenne oppure ogni ultra ottantenne ha una sua percezione. Naturalmente poi c'è da fare una regola generale che può valere per tutti, quindi il rinnovo della patente viene accorciato come tempistica proprio perché probabilmente è l'età in cui i riflessi sono un po' più, diciamo, abbassati. Io credo che mettere l'ottantenne alla guida è una situazione, diciamo, positiva, perché l'ottantenne si vuole sempre sentire come dire, coinvolto nelle situazioni legate all'attività quotidiana. Però è anche vero, perché nel codice nuovo, cioè nella proposta di codice nuovo che è stata approvata, c'è anche una situazione legata agli aggiornamenti a dei corsi di formazione, e spero che possano partire, perché noi di ACI siamo molto interessati e spero anche di poterli fare al più presto, perché con i corsi di formazione, soprattutto per queste categorie di automobilisti, potrebbero essere molto utili un confronto anche non solo a livello teorico ma anche qualche volta a livello pratico, per aggiornare dei comportamenti e anche delle nozioni che probabilmente devono essere aggiornate, perché chiariamoci subito e parliamo in maniera molto chiara, cioè nel senso l'ottantenne ha preso la patente tanti codici della strada fa, come anche il sottoscritto che ho più di 50 anni ha preso la patente, quindi anche il sottoscritto potrebbe avere bisogno di un aggiornamento, perché no? E quindi anche l'ottantenne, e secondo me ogni decennio, facciamo questa, diciamo, proposta un po' particolare, ogni decennio potrebbe avere
esigenza di aggiornare, perché è vero che sui giovani c'è una situazione di start-up un po' delicata, cioè nel senso che possono guidare le auto fino a certi kilowatt eccetera eccetera, però è anche vero che il mondo adulto deve essere aggiornato sui comportamenti, sulle regole, perché io so di certo che tutte le novità del codice della strada, naturalmente è così per ovvi motivi, non tutti sono a conoscenza. Direttore, siamo quasi arrivati alla fine. Tante le iniziative e si continuerà anche nel 2025 da parte di ACI per sensibilizzare tutti, giovani e meno giovani, a una guida più responsabile. Allora, l'iniziativa di ACI che prosegue ed è molto richiesta ed è molto apprezzata è la cosiddetta Insieme per la sicurezza, e la faremo il 27 di marzo a Treviso, e quindi questa è una novità che posso tranquillamente comunicare. Quindi è un'iniziativa di stampo, come avete già visto, di stampo concreto e pratico, cioè nel senso le regole teoriche sono molto importanti e noi le vogliamo, diciamo, applicare, però l'applicazione delle regole teoriche fa riferimento all'applicazione pratica, e quindi proporremo le nostre proposte sempre pratiche, cioè nel senso di conoscere come ci si comporta in certe situazioni della guida e in certe situazioni anche, diciamo, che probabilmente potremmo, speriamo mai, poter gestire. E naturalmente ringrazio la Commissione di Mobilità dell'Automobile Club di Treviso, perché con tutti i soggetti che appartengono, diciamo, alle istituzioni locali che si occupano del codice della strada e dei comportamenti del codice della strada, possiamo fare un'opera di sensibilizzazione, visto che le scuole mostrano apprezzamento e portano tanti studenti. L'anno scorso abbiamo fatto due giornate, in tutto più di 650 studenti, quindi è una cosa che a noi fa piacere. Sì. Io ringrazio davvero Angelo Centro per essere stato con noi, poi insomma lo riavremo per fare anche un po' un punto della situazione, magari farà un po' di tempo per capire se questo codice, insomma, ha preso la strada giusta oppure se c'è qualcosa da rivedere. Lo ringrazio i registri Andrea Basso e Renato Cappoia. Grazie davvero. Grazie. Direttore. L'appuntamento per la prima edizione è sempre per domani, dopo la pubblicità il consueto film. Grazie e arrivederci.